Questa me la ricordo bene. È stato Mission Impossible. 48 elettricisti in squadra, più non ricordo quanti manovali, barche, camion. Tra Venezia e Roma. Venezia sicuramente è stata la situazione più complicata perché abbiamo girato 3 settimane solo di notte. Benvenuti in questa nuova puntata di Behind the Video. Oggi si torna a parlare di cinema. Io sono molto gasato perché ho con noi un ospite che è Elvis Pasquale, che fa il gaffer. Grazie di essere qua con noi, Elvis. Prego. Elvis, io sono molto contento di averti qua perché oggi incarni e porti una figura che io non conosco. O meglio, l'ho sempre sentita nominare nel cinema, no? Cosa significa gaffer? Cos'è che fa e non fa il gaffer? Il gaffer è il capo elettricista, semplicemente il capo elettricista, è alle spalle, sempre vicino al direttore di fotografia. Il DP ha 2 figure fondamentali ormai oggigiorno, uno è l'AT, con cui controlla tutti i carrelli, i monitor, le immagini che arrivano dalle camere, e chi organizza le luci, oltre la terza figura che è il macchinista, che è il capomacchinista, che invece crea i carrelli, i movimenti di macchina, bracci, sospensioni. Per cui io mi occupo della parte elettrica, di organizzare la squadra di elettricisti, di organizzare liste materiale di tutto quello che serve il giorno stesso, il giorno dopo, il materiale che arriva, il materiale che parte, i camion, insomma, qui tutta la parte elettrica che però diciamo che noi ci definiamo elettricisti, ma il lavoro elettrico vero e proprio è il 10% del nostro mestiere, perché noi fondamentalmente lavoriamo la luce, cioè lavoriamo la luce che viene proiettata da queste fonti luminose con dei sistemi che sono quelli che noi chiamiamo bandiere, no? Sono questi gobbi neri, queste stoffe che diffondono la luce, veli che tolgono parte della luce, e poi adesso con la luce LED si sta evolvendo ancora perché ci sono anche dei computer che governano le luci con dei tablet, un sistema radio, per cui il mondo elettrico, quello dell'illuminazione, ecco. Quindi la nostra missione è quella di illuminare il set. Che direi che è una delle mansioni forse più importanti. Non esisterebbe un set senza luci, voglio dire, in alcune Ovviamente situazioni. tutti gli altri reparti sono sotto. diciamolo. Scherzo, anche il phone serve. No, a parte gli scherzi, insomma. No, siamo tutti i reparti che giocano attorno a un set sono fondamentali. Sono tutti quanti. Per cui le facilities, per tutto quello che comportano l'allestimento attorno al set, i macchinisti, perché senza di loro camere, cavalletti, movimenti di precisione, per cui ogni reparto è veramente, non ci sarebbe altrimenti, fondamentalmente non ci sarebbe, per cui è una macchina che insieme, sì, è un puzzle, ma tutti questi elementi servono per comporre poi il film finale. Ti chiedo, cos'è che non fa il gaffer? Cosa non fa il gaffer? Nel senso che nella testa, appunto, parli di elettricista, quindi sì. Nella mia testa sei la persona che tira i cavi, ma è riduttivo, quindi voglio capire cos'è che non fa il gaffer, chiaramente vicino al tuo settore. Mm-hmm. Non so, è più difficile rispondere a questa domanda cosa non fa il gaffer, perché tante cose non fa. Diciamo che fondamentalmente non mette bocca negli affari degli altri. Ecco, questo secondo me è la cosa fondamentale da imparare, è il fatto di organizzare e pensare alla propria squadra, sincronizzandosi con le altre squadre, ma evitando di dare consigli che entrano, come dire, nel territorio di altre figure professionali. Questo secondo me è una cosa basilare. Poi adesso sai, insomma, è facile dire quello che facciamo, insomma, ecco. Poi sai, noi elettricisti collaboriamo in maniera molto stretta con i macchinisti. Molto stretta, sono 2 squadre che, soprattutto lavorando all'italiana, perché nel mondo ci sono vari stili di lavoro diversi. Già in Europa sono molto diversi, però diciamo che noi lavorando all'italiana, il capo elettricista e il capo macchinista sono 2 figure che devono essere ben coese, devono lavorare bene assieme, anche perché spesso noi quando andiamo a montare un proiettore magari su un soffitto lo facciamo grazie all'intervento dei macchinisti, che loro ci organizzano il supporto e noi attacchiamo la luce e gli portiamo l'alimentazione. La collaborazione è la chiave del fare in modo che il lavoro vada bene e fluisca bene. Una cosa che capisco e che mi avevi già accennato anche fuori dai microfoni è quanto importante sia questa gerarchia di ruoli, di persone all'interno del mondo del cinema. Cioè, per raggiungere il risultato finale ognuno deve essere nel proprio ruolo e non deve uscire da quello. Quindi quello che mi ha sempre colpito è che il cinema ti inserisce, ma non in modo negativo, in modo positivo all'interno di una casella
e devi stare all'interno di quella casella. È corretto questo? Assolutamente, è molto militaresco. La gerarchia è ferrea ed è l'unico modo perché le cose funzionino bene, perché spesso le informazioni sono tantissime che cambiano di ora in ora, in minuto. Cioè, può succedere che dopo il stop di una scena dicano bene, qui sta stanza finito, andiamo in bagno. No, abbiamo cambiato idea e torni, cioè magari qualcuno ha già iniziato a smontare delle luci senza che io avvisassi, bene ragazzi smontiamo tutto. Per cui può succedere anche il contrario, che io parlo con il primo assistente di regia e mi dice sì la cucina ha finito, andiamo in bagno e poi si torna indietro e si debba richiedere di rimontare delle luci che nel frattempo avevo chiesto di smontare. Per cui un conto è che l'errore arrivi da me perché il primo assistente mi ha dato un'informazione sbagliata, un conto è che un elettricista preso dall'esuberanza del momento decida di smontare delle luci quando invece non dovevano essere toccate. Per cui un errore significa una perdita di tempo, significa che magari la giornata non si riesce più a finire alle 6, ma finisce alle 6:30 e quella è una mezz'ora, 400 persone che magari lavorano mezz'ora in più, lì diventa un carico di responsabilità economico vero e proprio, perché comunque le ore costano, il lavoro costa. Per cui se ognuno fa il proprio mestiere fatto bene all'interno della propria casella, come dici tu, le cose funzionano bene. E anche nella squadra di elettricisti ci sono dei ruoli, ci sono dei nomi, ci sono delle etichette. Se uno fa bene il proprio ruolo, le cose funzionano bene. Quindi è importante proprio avere umiltà. Mi parlavi prima, è una domanda che voglio farti dopo, no? Se ti sei mai trovato in situazioni di difficoltà con membri del tuo team, essendo tu capo elettricista, quindi significa, se ho capito bene, che il capo elettricista è la persona preposta a organizzare tutto il lavoro, trovare il materiale giusto, ordinare il materiale giusto, parlare col DOP, capire di cosa c'è bisogno, giusto? Sì, assolutamente, sì. Quindi nel momento in cui si inizia sul set e quindi voi elettricisti dovete partire per modellare la luce. È già stato, immagino, fatto uno studio prima attraverso a braccetto col DOP, attraverso il macchinista, per capire qual è il risultato finale che si vuole ottenere, o è il DOP che comincia a indicare, ad esempio, metti la luce lì, metti questo di qua? Com'è che funziona? Allora, su questo non c'è una risposta, è molto a persona, è molto a DOP, è molto anche a location, è molto a quanto budget il film, quanto tempo c'è di preparazione, non c'è una risposta. Dal mio punto di vista, che ho visto negli anni, più c'è una seria preparazione all'inizio, prima delle riprese, cioè in fase di sopralluogo, in quelle settimane, mesi che precedono un film, più quel lavoro viene fatto attentamente di preparazione e più quando tu arrivi sul set le cose sono tra virgolette già fatte. Però questo dipende anche molto sia appunto dalla struttura del film, della preparazione di chi organizza il film, che anche dal metodo che ha di lavoro il direttore di fotografia. C'è chi durante i sopralluoghi ti dà già un'idea molto dettagliata di come andare a illuminare quel luogo. C'è chi ti dice, allora prepariamo il giorno prima magari già solo le luci da fuori con delle gru, che non so io, trabattelli, eccetera, e poi dentro decidiamo all'ultimo. C'è chi invece stiamo affrontando un film piccolino, truppa ridotta, poca gente, situazioni piccole, e tu arrivi il mattino, entri nell'ambiente, ti guardi un attimo attorno, sai cos'è in camion, hai un'oretta e mezza di tempo e in quella situazione allestisci al meglio quello che puoi fare. Insomma, per cui dipende molto, cioè se parliamo di Mission Impossible è una cosa, se parliamo di un low budget opera prima italiana ovviamente è un altro. Per cui gli stili sono molto diversi, il tipo di lavoro è molto diverso, lì è importante ovviamente entrare durante i sopralluoghi, se ci sono i sopralluoghi, perché in alcuni casi non ci sono, capire appunto le esigenze, il budget del film, quanto tempo hai e fare il meglio con quel tempo. Insomma, io ribadisco che più un film è organizzato bene prima delle riprese e più le cose scorrono in maniera fluida. Questo non sempre il budget lo permette, per cui insomma ci si adatta. Qual è la squadra più grande che tu hai creato, avuto? Caspita, questa me la ricordo bene. Avevo 48 elettricisti in squadra, più non ricordo quanti manovali, barche, camion. È stato Mission Impossible tra Venezia e Roma. Venezia secondo me è stata la situazione più complicata perché abbiamo girato 3 settimane solo di notte. Venezia è bella, è grande, per cui è stata una bella sfida. Anche perché gestire una squadra di 48 e più persone, sono 48 e più teste da coordinare, gestire. A tua volta c'è una gerarchia all'interno? Assolutamente, okay. sì. In quel caso io avevo un capo inglese
Martin Smith, che si è portato un suo piccolo nucleo di tecnici inglesi, 8 elettricisti bravissimi, simpatici, che già conoscevo da Londra per primo, e diciamo che lui e i suoi 8 elettricisti erano quelli un po' più vicini al set. E dopodiché c'era una grossa parte di elettricisti che erano invece, diciamo, capitanati da Werner Baccio, in quel caso ha fatto il rigging gaffer, per cui è chi preparava, per cui Venezia è fondamentale, una grande, ottima, fatta bene preparazione, per cui lui già una settimana prima magari una location iniziava a allestire la location, cavi, proiettori, gru, eccetera, e buona parte degli elettricisti infatti erano più del 50% in preparazione, per cui eravamo più o meno una 20-25 su set e 20-25 in preparazione. Quindi è come avere 2 set diversi? 2 set diversi, uno che prepara, in modo tale che tu arrivi il giorno delle riprese che le cose sono già praticamente organizzate, tu scarichi dalle tue barche o dai camion quello che è, gli ultimi oggetti da set, quelli magari che usi solo vicino all'attore, e il tablet, il computer per gestire le luci, il materiale, diciamo quello che noi chiamiamo di balilla, cioè quello di uso solo nel set, ma tutto in realtà lo trovi già preparato dalla squadra preparazione. Pazzesco. Che si fa un bel lavoro, soprattutto a Venezia, che è molto molto dura. E lì come siamo organizzati, c'è un capo, in quel caso ero io il capo italiano, ho un rigging gaffer che era Werner, io che lui a sua volta ha un best boy, un floor best boy eccetera, io in squadra avevo un floor best boy e un best boy, che sono 2 figure molto importanti nella gestione della squadra. Diciamo che il floor best boy è chi poi fisicamente organizza gli elettricisti durante il lavoro, soprattutto se è una squadra molto lunga. Il best boy è una persona che ormai nelle squadre così di 40 e più elettricisti fa un lavoro d'ufficio, perché è quello che organizza tutto, dagli alberghi ai treni, parla con la produzione per chi va, chi viene, organizza i camion che arrivano, che parcheggi, organizza i magazzini, organizza gli orari di chi inizia a lavorare, che magari si inizia e si finisce a lavorare in orari diversi, organizza tutto quello che è la burocrazia della squadra, che può essere anche importante. Infatti Tony ha fatto un ottimo lavoro lavorando tutto il tempo in ufficio, perché mette veramente un lavoro d'ufficio. E poi gli elettricisti, io in genere cerco di organizzare gli elettricisti in gruppi di 4 in queste squadre molto grandi, anche perché spesso i proiettori sono molto pesanti, sono 18.000, pesa 60 kg, per cui tu devi organizzare in modo tale che ogni piccola squadra sia autonoma, e allora fai i gruppetti di 4, chiami uno che ha la sua squadra di 3 e organizzi a fare un certo lavoro piuttosto che un altro, insomma. Bellissimo, bellissima questa cosa. Ti faccio una domanda extra. Ma a Venezia sì, la corrente effettivamente veniva portata tramite barche con generatori? Misto, si possono usare i gruppi elettrogeni in barca oppure allacci delle cabine Enel. Per cui arriva il tecnico Enel, tu allacci il tuo cassettone alle loro, con le corde da 100 mm quadri ai loro interruttori, dopodiché lì ti gestisci l'illuminazione e tutta la distribuzione. Chilometri di cavi, stiamo parlando di chilometri di cavi. Sì, questo è sicuramente uno dei 2 lavori più belli, stimolanti, interessanti che ho fatto. Uno dei 2 qual è il secondo? Il secondo è stato una parte di Six Underground. È un film, anche questo, un action movie, che abbiamo girato a Roma, quasi tutta Roma, poi una piccola parte a Firenze. Io lì in quel caso ho organizzato invece la preparazione di un set molto grande che sono le vele di Calatrava, dove dovevano fare le Olimpiadi di nuoto, i mondiali di nuoto tanti anni fa. Poi scandali italiani hanno fatto sì che rimanessero lì queste 2 vele gigantesche in acciaio, bellissime tra l'altro. E in questa estensione gigantesca, perché credo che stiamo parlando di 6-8 campi di calcio come estensione, sono stati organizzati vari set, dalla penthouse della villa agli interni dello yacht che esplodono, ai vari rincorsi in macchine, inseguimenti, sparatorie, a una cascata d'acqua nella penthouse che distrugge tutto, per cui lo fai una sola volta con tonnellate d'acqua, e c'era dell'elettricità ovviamente perché tutto il set è illuminato. Per cui questa è stata veramente una sfida, perché la preparazione è durata 8 settimane. Diciamo che è stata veramente interessante. Avevo questo bravo capo inglese con cui mi sono trovato molto bene, e poi la nostra squadra italiana che di settimana in settimana aumentava di persone in base al lavoro che c'era da fare. Ed è stato veramente una grande scuola, sì. A proposito di scuola, com'è che tu sei arrivato ad essere oggi Elvis il gaffer, il capo elettricista? Intanto è curioso scoprire il motivo perché ho iniziato a fare questo mestiere qua, secondo me, perché questo è molto casuale. Io sono facevo professionale qua a Bassano, e una mattina attraversando le piazze c'era una puntata del karaoke.
che forse i più giovani non sanno manco cosa sia, ovviamente, insomma c'era il Fiorello che alla sera presentava questa cantante allo sbaraglio nelle varie piazze d'Italia. Perché è stato molto interessante proprio montare il palco, le luci, questi proiettori che illuminavano la piazza. E allora ho iniziato a capire che lavoro fosse, come si chiamasse questo lavoro, dove si potesse fare un mestiere del genere dopo gli esami. Insomma, questo ragazzo mi ha detto: guarda, si chiama service, sono questi qua che fanno anche le sagre, sai, i concerti. Inizia a chiedere uno, inizia a chiedere l'altro, e così è iniziato, insomma. E poi mi sono avvicinato più al mondo del cinema, perché per caso sono stato chiamato a Venezia come aiuto manovale, insomma avevo 20 anni, 21 anni su un film a Venezia. Per cui lì da manovale ho iniziato a fare manovale per gli elettricisti. Insomma, per cui ho iniziato a dargli la mano a scaricare barche, cavi, cose pesantissime, spostare su e giù per le scale dei palazzi, però lì ho scoperto che esisteva anche il set cinematografico. E da lì, grazie a Dario Cardi, che è questo capo elettricista con cui ho lavorato tanti anni di Venezia, bravissimo, soprattutto veramente è una persona che ama spiegare, per cui man mano che si mettevano delle luci mi raccontava il motivo per cui si metteva una luce piuttosto che un'altra. Ed è stata una grande scuola, è stato bravissimo. Ed è nato proprio l'interesse per l'illuminazione, no? Perché poi da parte elettrica sì, ma si è sviluppato l'interesse per illuminare, che è poi la parte predominante del nostro mestiere, insomma. Il lavoro tira un altro, ti fai conoscere, se ti dai da fare, rispetti gli altri, una possibilità ce l'hai, e piano piano ho iniziato a farlo a tempo pieno, insomma, per cui dai concerti, ho iniziato a fare sempre meno concerti e sbilanciare più il mio interesse verso quello che era il settore del cinema. Mi raccontavi anche di un'esperienza a Londra, in Irlanda, scusami. Allora, l'Irlanda, sì, sono stato quando avevo 24-25 anni, perché a un certo punto ho capito che per continuare a fare bene il mestiere bisognava imparare l'inglese. Per cui quello scolastico, il mio, poi l'inglese scolastico sicuramente non bastava. Per cui mi sono spostato d'inverno, dicembre, novembre, gennaio, febbraio, allora mi dedicavo 2 mesi, partivo, vivendo in ostello, cercando qualche posto dove dormire, e quindi di giorno lavoravo e di sera andavo a fare i corsi di inglese, per cui poi sai, cerchi di frequentare, soprattutto in Irlanda c'era meno presenza di italiani che non a Londra, costava anche molto meno all'epoca, era un momento fine anni 90 dove c'era tantissimo lavoro, era appena entrato in Europa, c'erano grandi finanziamenti, gli anziani non li vedevi, da quanta gente giovane c'era a Dublino all'epoca, gli anziani scomparivano, per cui c'era un grande interesse, c'era tanto da fare, era paradossalmente più difficile trovare da dormire che non da lavorare, per questo era anche facile nel giro di 3-4 giorni trovare qualcosa da fare. Io ho avuto la fortuna di poter fare l'elettricista perché stavano allestendo un centro commerciale, per cui mi è andata anche pure bene, insomma. Si è continuato nel tuo percorso, è stato il mio percorso, per cui per 2-3 inverni ho cercato di andare in Irlanda a studiare un po' l'inglese. Non è che abbia fatto questi gran passi in avanti, ma insomma con l'inglese mi ha permesso di continuare. Poi invece no, Londra nel 2014, grazie a un gaffer inglese, è stato un momento dove in Italia c'era pochissimo lavoro, mentre a Londra ce n'è tantissimo. E questo week Finch mi ha detto: ma sì, vieni su, dai, che ho qualcosa per te. E con cui ho fatto subito un film di 9 mesi. 6 mesi inizialmente tutti accatti quell'anno, e dopodiché altri 3 mesi l'anno dopo, perché è stato fatto dei rifacimenti. È un film Pan, si chiama, di White, right? E sì, non ha avuto il successo che loro speravano, ma era un film veramente tosto. Lì è stato fatto un film completamente dentro agli studios Warner Brothers, quindi questa nave dei pirati costruita a grandezza naturale, 2 navi mosse con i pistoni sotto, tutti idraulici, un set giganteschi, per cui è stato veramente istruttivo. E poi grazie a Wick, insomma, ho conosciuto vari altri capi elettricisti, per cui fino al Covid e poi la Brexit, che ormai ha chiuso le porte per noi non inglesi, ho continuato a fare 1-2 film a Londra, per cui dal 2014 al 2020-2019, l'ultimo è stato Mission Impossible, che ho fatto sia in Italia e dopodiché l'ho proseguito anche a Londra. E è stata una grande scuola, perché lì vedi set di dimensioni che qui in Italia raramente succede di vedere, insomma, per cui è stato veramente interessante, come fare un master di qui, no? Ogni volta che andavo su c'era qualcosa di nuovo, o una console più tecnologica, o si iniziano a usare i motorizzati al posto delle luci tradizionali, insomma, o delle gru più grandi con dei bank top light insomma, è sempre stato molto, molto istruttivo.
Sì, la cosa bella è che era una sorta di corso di aggiornamento lavorativo. Assolutamente sì. Ed è molto bella questa cosa, perché comunque penso che vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di avanzato, poi porti a casa. E quindi dopo hai un vantaggio anche competitivo o di conoscenze che magari molti non hanno o non si immaginano. Beh, questo mi aiuta, durante i sopralluoghi soprattutto mi aiuta. Avere, al momento in cui capisci che è un film di grandi dimensioni, hai già un'idea di come affrontare il sopralluogo e di che macchine, di quantità di persone, di quantità di camion, e l'hai già vista, l'hai già vissuta, per cui questo aiuta molto, sì. Ma più di qualche occasione mi ha veramente salvato, perché so, per dirti, quando sono stato chiamato a fare la seconda unità di un film in Toscana, forse è stato Inferno o Angeli e Demoni, non mi ricordo più uno dei due, perché ho fatto entrambi, ma a volte confondo Bellissimo. l'uno o l'altro. È stato Angeli e Demoni, in Toscana giravamo e durante i sopralluoghi eravamo in giro per Firenze. C'era una situazione dove bisognava coprire il sole dall'alto, il DOP non era convinto, e lì, grazie insomma all'abitudine che c'è nelle grosse strutture di avere anche delle gru molto grandi che alzano questi frame, questi telai di tessuto che possono essere 20 metri per 20 metri, avendolo già vissute, per me era quasi scontato proporre una situazione del genere, o piuttosto proporre un pallone sempre rettangolare a elio per filtrare la luce, cosa che però in Italia non avevo mai visto prima, l'avevo visto solo lavorando a Londra, per cui mi ha dato la possibilità appunto di avere una visione in linea con il budget e con le richieste del film, insomma. Bellissimo. Di film ne hai fatti un sacco. Sì. Riesci a farci una lista veloce di quelli che sono stati... mi hai parlato di Mission Impossible, Angeli e Demoni, Inferno, Six Under. A cos'altro hai partecipato che ti venga in mente? Caspita, domanda difficile. Non so che è difficile questa. Parlami del tuo portfolio. Il mio portafoglio? No, non saprei. No, diciamo che questi sicuramente sono quei film che mi hanno impegnato di più, no? Per cui poi rimangono molto... Ogni tanto scherzo con gli eticisti che mi dicono: ma ti ricordi quel film? Quale? Ma io c'ero. Perché dopo ho terminato il lavoro in qualche modo viene archiviato. No, un'altra esperienza molto interessante l'abbiamo fatta in montagna, 3200 metri d'inverno, girando di notte. Due inverni fa, meno 20 che devo dire, meno 20 di giorno è insopportabile, meno 20 di notte è insopportabile. Ed è stata anche quella una bella sfida. Anche questo non ricordo il titolo del film, ma dopo lo cerchiamo assieme. Però ti ricordi il freddo. Il freddo è indimenticabile, sì, 3000 metri. Abbiamo illuminato una pista da sci con questi proiettori che per fortuna adesso fanno questi proiettori a LED impermeabili e quindi possono rimanere fuori a meno 20 all'intemperie, freddo, gelo, eccetera. Per cui abbiamo anche lì passato 3 settimane a allestire il set. Lavoravamo dalle 5 del mattino alle 2 del pomeriggio, questo perché dalle 5 alle 9 si poteva liberamente muoverci nelle piste con i gatti, con le snowcate, quelle cose là, perché la pista era chiusa alle 9, era prima una pista, per cui si poteva lavorare solo a bordo pista, quindi scendavamo a piedi con un materiale già portato al mattino e si lavorava poi fino alle 2. Per cui bisognava era un buon compromesso tra il fatto di poter lavorare per alcune ore in maniera autonoma nella pista e poi a un certo punto bisognava anche stare attenti agli sciatori e si lavorava di giorno, però poi le riprese sono state fatte di notte e lì è stato veramente interessante, sì. Però il lavoro, insomma, tutti contenti, dicono che il film sia venuto pure bene per cui insomma devo ancora vederlo, ammetto, okay. Però insomma è stata sicuramente interessante. Poi sai, ci sono dei film come l'ultimo che ho fatto, Diamanti, di Ozpetek, che qui invece si parla di un film girato tutto all'interno di una villa e cambia completamente, no? Perché si passa da questi spazi a volte di 7 di chilometri quadrati, come può essere una pista da sci, a girare tutto un film in una villa, però con delle tematiche completamente diverse, da un action movie a quello che invece è una commedia più intimistica, no? Per cui il nostro mestiere per fortuna ci regala situazioni estremamente diverse giorno per giorno. Ti si presenta davanti un interno, una villa, quindi le possibilità anche di inserire la quantità, le luci, la grandezza delle luci, gli spazi cambiano completamente. Com'è che quindi cambi la mentalità e cerchi di trovare le situazioni per poter illuminare quella situazione rispetto a un'altra? Di base si cerca di capire se si può illuminare da fuori e quanto si riesce a fare da fuori.
se è un piano terra è più facile, se è il terzo piano di una villa e serve un intervento di gru, anche spesso magari di proiettori un po' più grossi, perché magari le distanze dalle gru alle finestre sono maggiori. Però diciamo che è uno dei requisiti più importanti per riuscire a fare un bel lavoro, è avere lo spazio fuori dall'ambiente per poter mettersi dei proiettori. I proiettori possono essere dal 1800 ai 18.000, insomma, no? In qualche caso abbiamo usato quelli di 50.000 o 100.000. Poi diciamo che spesso con quelle nuove camere che abbiamo, insomma, al giorno d'oggi, con di 9.000 si fa già un buon lavoro da fuori. E dentro non fai altro che compensare, tra virgolette, no, le zone un po' sottoesposte, un po' più scure, con dei proiettori o aggrappati al soffitto in qualche modo sul cavalletto. Cerchi di determinare quale sarà la tua luce chiave, la tua luce predominante, quella che è più presente nell'inquadratura, sia che sia un'inquadratura che si gira di notte che di giorno, ecco, in qualche modo, ma anche nelle notti un po' di luce da fuori aiuta quella che viene in qualche modo fatta la luce lunare, quella che noi vediamo a occhio nudo solo nelle belle serate sereni, poco, diciamo, illuminazione pubblica, e c'è quella della luna vera che a volte a me lascia ancora adesso sbalordito da quanta ombra può fare la luce della luna, no? Per cui si cerca di replicare quel tipo di luce che entra da una finestra, e dopodiché lavori se c'è una abajur, se c'è una fiaccola, se c'è una candela, dipende dal tipo di fotografia, del tipo di situazione, se è un gotico, se è un horror, se invece è una commedia brillante di giorni d'oggi, insomma. Per cui è cercare di individuare dove posizionare la luce chiave, ecco. Questo è il primo passo, no, che noi in genere facciamo. La luce interna, quanto viene usata quella che c'è già esistente, in quanto invece viene riprodotta? Mi immagino, capita a noi di essere su un set, molto spesso la luce dell'ambiente, quella che c'è realmente già la usi molto poco, provi a riilluminarla, mi viene da dire. Sì. È così anche sui set? Sì, assolutamente sì. Sono rare le occasioni dove puoi usare il vero abajur da solo a fianco, per dirti, al cuscino del letto, e solo quello e basta. Bisogna in qualche modo intervenire con delle luci nostre che sono nascoste, che non si vede che c'è la presenza poi nel fotogramma di una luce aggiunta, sembra che sia l'abajur, no? Che illumina, e quella è l'abilità poi della fotografia, di essere fatta bene. Però l'intervento nostro è incredibile, ma c'è, vorrei dire, non sempre, non al 100% dei casi, perché mi è capitato un horror, per dirti, di 2 anni fa, abbiamo girato dentro delle catacombe, abbiamo girato una situazione di interni notte dove si usava veramente solo una candela per pochi frame, certo. Situazioni molto strette, per cui dove la luce della candela basta. Poi con le camere che sono al giorno d'oggi, in effetti alcune cose si possono fare, vai a 3200 ASA per esempio, e riesci a farle. Ma siamo riusciti a fare solo con la luce della candela, però ecco, sono casi estremi e molto rari. Anche per dirti, in quel film abbiamo usato anche delle che fiaccole, quelle da Indiana Jones, per capirsi, quelle a petrolio, quelle lampade a petrolio, sì. Fine 800, però dentro non c'era una fiamma, ma c'era un LED alimentato da una batteria a litio, dove addirittura puoi andare a intervenire sul colore della fiamma, su quanto flickera, sull'effetto che fa. Poi in camera sembra che sia una fiamma, non riesce a capire che è un LED, però alla fine c'è qualcuno che ha creato quella lampada apposta per noi, con la potenza che avevamo bisogno noi, ed è il risultato molto, molto bello, insomma. Bellissimo. Ma anche quell'atura di notte che abbiamo fatto qui con l'ultimo film di Ozpetek, c'è l'intervento di una torcia elettrica di notte, ed è una torcia che è stata fatta su misura, con la potenza che abbiamo bisogno noi. Non va bene andare nel supermercato, compri la prima torcia elettrica e funziona, no. Serve che abbia una temperatura e colore adatta a quella situazione, perché insomma, si è deciso di girarla a 2008 per esempio, o 3200 o 3008, quindi tarabile, che dia la potenza che abbiamo bisogno noi, in modo tale che risalti anche l'ambiente circostante, ma magari non troppo o non troppo poco. Hai l'unica fonte luminosa che è quella torcia, ma non è una torcia comune, è una torcia comunque costruita per quella fatta ad hoc. Sì. È incredibile questa cosa qua, perché sì. Tutto viene studiato, pensato, sì, controllato, sì. Bellissimo. Viene testata prima, viene valutata, quindi vai in un ambiente scuro, la provi, accendi la camera, filmi un attimo, no, non va bene, serve più potente, allora magari che... In quel caso il primo prototipo era poco potente per la nostra esigenza, per cui è stato fatto un secondo prototipo, l'abbiamo provata, andava bene, per cui poi è stata rifinita
a livello anche di scenografia, che la rampa si adattasse al tipo di film, e dopodiché è stata usata per la scena, insomma. Che figata, bellissimo. Mi piace questa attenzione a qualsiasi cosa, no? Molto spesso si dice, vabbè, c'è una torcia, vabbè, c'è una luce, è facile. In realtà è tutto pensato, realizzato. Ma è una cosa che viene realizzata interna nella vostra squadra o ci sono, non so, aziende apposta, ci sono realtà apposta? Ci sono, per queste cose specifiche ci sono dei riferimenti esterni, sono delle persone che fanno questo di mestiere. Si organizzano, possono essere che è una torcia, quindi in laboratorio 3 giorni te ne realizza una per te. Può essere che stiamo parlando che ne servono 30, 50 torce, per cui allora lì si mette in piedi una squadra, practical electrician, che fanno solo quello. Martin Smith con Mission Impossible, credo che adesso nell'ultimo film che sta girando abbia una squadra di 30 persone che fanno solo quel tipo di oggetti creati ad hoc. Perché c'è lo step, secondo me, quello che trovo il livello superiore della tecnica dell'intervento degli elettricisti nel cinema. La normalità è usare prodotti standard che è nel camion, che acquisti, che sono fatti per l'illuminazione del set, quel tipo di luce che tu non vedi nel fotogramma ma che illumina il set, no? E lo step superiore è proprio che all'interno della squadra tu ti crei un prodotto ad hoc, un proiettore ad hoc, sempre cinematografico, cioè che non si inquadra, non fa parte della scenografia, ma che serve per fare quel tipo di effetto, che ne so io, nel momento in cui lavori sotto acqua, per esempio. Oppure ci sono dei capisquadra che negli anni hanno sviluppato proprio una loro linea di prodotti, se lo sono create per loro, hanno avuto successo, hanno visto che piaceva e hanno magari introdotto nel mercato un prodotto nuovo che fino a qualche anno fa non c'era. Adesso con l'ED è un po' più facile creare dei prodotti nuovi perché magari c'è meno ingegnerizzazione a livello di costruzione in metallica, no? Ma certe cose, certe luci vengono fatte usando i tessuti, usando dei pannelli di policarbonato, per cui è un po' forse più facile avere anche la fantasia di creare un prodotto nuovo ed è un po' più facile realizzarlo se hai delle conoscenze tecniche, insomma. Tu hai avuto modo di lavorare su set italiani, su set in Italia stranieri, su set all'estero, quindi la tua esperienza, il ventaglio di possibilità che ti sei creato, che hai trovato è veramente molto ampio, quindi di situazioni ne hai viste diverse, molto diverse e anche di grandezze variabili, Sì. diciamo così. E a parte quindi la dimensione, cos'è che cambia? Hai trovato delle differenze tra i set italiani in Italia e i set all'estero, a parte, ripeto, le dimensioni di squadre, di componenti? È tutto quello che riguarda prima delle riprese. La grande differenza è proprio tra l'industria e l'artigianato, chiamarlo così, tra l'industria e l'artigianato, per cui tra un film realizzato con poche risorse, dove in qualche modo si decide quasi tutto all'ultimo perché non c'è la possibilità di organizzare bene il film prima, e il fatto di invece un film strutturato, nel quale io ho avuto proprio la prima sensazione in questo primo film che ho fatto, Pan, che ho fatto su a Londra, invece è un film dove tutto viene pensato prima, tutto viene organizzato prima, e arrivare sul set dove dici, è tutto pronto, c'è solo da portare a casa il filmato, ma è già tutto pronto, cioè ci sono delle scene, soprattutto quando c'è l'intervento di stunt, per cui c'è anche tutto un piano di sicurezza, perché comunque fanno delle cose estremamente pericolose, dove viene creato un cartone animato in 3D dell'inquadratura. Quella verrà rielaborata non so quante volte finché non si trovano le inquadrature da fare. Come tu vedi, il film è già pronto, è stato fatto in 3D, te lo guardi, bene, adesso questo bisogna riprodurlo con le nostre telecamere, per cui quanto lavoro c'è stato prima di arrivare a quell'inquadratura con lo stunt all'interno del set? Tantissimo. E lì hai la sensazione che il film è già stato fatto, devi solo portare a casa l'immagine, ma è già stato pensato, è già stato creato. Ed è lo step dell'industria, quello che fa la differenza da chi ha il budget per poi mirare e portare a casa anche dei grandi profitti, no? Di aver veramente pensato al dettaglio. Questo è relativamente collegato a quanti soldi ha un produttore, al target che mira, a quanto budget ha per gli attori. L'Italia su questo, insomma, riesce in alcuni casi a arrivare a questi livelli, e in alcuni casi no, ma lo stesso anche il cinema inglese c'è. Ma io ho visto anche set molto piccoli inglesi dove erano a un livello anche lì basso tecnologico. Insomma, c'è spazio per tutti, no? Mm-hmm. Quando arriva il produttore americano che gira in Europa col dollaro e mira in alto, allora riesce a fare delle cose importanti, che poi per fortuna in Italia abbiamo dei luoghi
da paura, abbiamo delle location fantastiche. Incredibili, sì. Sì. Qual è stata la situazione o le situazioni più difficili per te sul set? Beh, difficili ce ne sono. Ogni giorno. Adesso mi viene anche da ridere in questo momento. Ma ne parlavamo prima di Inferno. Era Inferno a Firenze. C'era una bella preparazione, eravamo una bellissima squadra, quasi tutti i ragazzi qua di Venezia in cui lavoro e lavoravo da anni. Arriviamo sul set. Primo giorno di ripresa, alla seconda inquadratura c'erano 18.000 da accendere. Bene, dai ragazzi, accendiamo il 18.000, arriva il mio best boy, fa Elvis, abbiamo un problema. Non troviamo la lampada del 18.000. Non troviamo la lampada del 18.000. Cioè, non c'è. Vabbè, prendiamo la lampada di scorta. Neanche la lampada di scorta troviamo. Come non troviamo neanche la lampada di scorta? Lì per fortuna c'era la squadra di prima unità che girava, un collega di Milano, e sono andati a chiedere in prestito una lampada di 18.000 intanto per girare l'inquadratura. Insomma, poi cerchiamo di capire cosa è successo, insomma, sembra che sia stato purtroppo uno scambio di scatole durante il carico tra noi e loro, per cui noi ci siamo trovati delle lampade di 9.000 in più e loro sono trovati delle lampade di 18.000 in più. Le scatole erano assolutamente identiche, per cui c'è stato questo primo... Lì è stata un attimo, sai, un lavoro comunque importante in DOP che con cui, insomma, veramente in gamba, e per fortuna anche abbiamo tenuto dei buoni rapporti anche recentemente l'ho risentito, insomma, Andrew ci teneva a fare bella figura, cioè ti trovi il primo giorno che non puoi accendere il proiettore, devo dire che lì c'è stato un attimo di panico. Per fortuna appunto le due unità erano vicine, c'è stato proprio nel momento in cui hanno caricato e diviso i materiali i ragazzi, succede, l'errore umano c'è sempre, bisogna infatti stare molto attenti, tante volte in quei lavori dove la pressione è alta, a parte il fatto di riuscire a mantenere la calma anche in questi momenti dove dici caspita che cosa succede, c'è anche di cercare di in fase di preparazione avere quasi sempre pronto un piano B, no? Cioè vabbè, so che abbiamo un problema con quel proiettore in quella linea, però ho già una soluzione in tasca, e questo forse parte della maturazione, non negli anni, cioè in qualche modo tu ti cerchi di organizzare da avere anche delle altre chances nel caso in cui il piano A non funzioni. A volte ne parli con gli OP perché già pianifichi un fatto che si può concretizzare sfortunato e devi avere già. A volte invece te lo prepari tu di nascosto, tra virgolette, no? Hai già un test, tu un backup in qualche modo per risolvere quello che può essere un problema, perché può essere un problema elettrico, elettronico, di gruppo elettrogeni, cioè purtroppo succedono, no? Anche perché spesso il nostro mestiere è fatto veramente di fretta, di corsa, non hai il tempo di segnare tutti i cavi, questo arriva da linea A, questo da linea B, fase 1, fase 2, non c'è questa purtroppo possibilità per cui di distribuire bene i carichi, per cui un guasto ci può essere, è la rapidità con cui vai a risolvere il guasto che fa la differenza, è la rapidità con cui appunto trovi la maniera corretta di sistemare la cosa e la rapidità di reazione, insomma, che fa la differenza per noi, fare in modo che nessuno se ne accorga. Vedi la gente che corre, non lo sai perché, però le cose funzionano. Però funzionano, ecco. Certo. Sì, anche perché, come dicevi prima, uno scarto di tempo, un allungo di tempo, dopo va a ricadere su tutto. Ah sì. E quindi non solo la responsabilità tua della squadra di dire oh, non ce la faccio, ma la responsabilità per tutti. Poi nel vostro settore, che ferma tutto il resto, diventa effettivamente importante, capisco questa cosa qua. E parlando di esperienza, un'altra cosa che ti chiedo è questa: ti sei mai trovato in difficoltà con persone nella tua squadra? Beh, è successo poche volte, per fortuna, poche volte, ma è successo, insomma, siamo umani, per cui una prerogativa di chi fa questo mestiere è il fatto di essere bravo a capire gli altri e entrare in sintonia con gli altri e collaborare. Devi in qualche modo mettere da parte un po' il tuo ego, no? Devi pensare che è una squadra, sono delle squadre, è un film da mandare avanti, per cui mi è successo, sì, perché capita che per un motivo o per l'altro non riesci a chiamare la persona ideale, no? per quel ruolo, per cui magari decidi di chiamare un'altra persona perché te la consigliano, perché magari l'hai conosciuto un attimo, sembrava una cosa e poi scopri sul set che ne è un'altra, perché comunque la pressione cambia dalle persone. Io ho collaborato con dei bravissimi best boy che nel momento in cui poi li ho magari messi a fare il caposquadra in preparazione magari per qualche set o magari qualche seconda unità,
si sono rivelate delle persone difficili, no? Per cui che non gestivano bene la squadra, che è difficile con cui anche interloquire, per cui ho capito che bravissimi a fare il secondo, ma non adatti a sopportare lo stress di essere tu in prima linea a prendere decisioni e dire ai ragazzi cosa fare e cercare di essere anche chiaro, no? Negli ordini, chiamiamoli ordini, perché alla fine sono così, non è per fare arrogante, ma quando sei nel set non sempre puoi dire guarda per favore, insomma, ci sono tempi molto ristretti, le comunicazioni sono via radio, per cui devono essere anche cercare di essere pulite, semplici, chiare, e per cui le persone a volte si trasformano assumendo un ruolo. C'è successo di portare pazienza, arrivare a fine del film, oppure in qualche modo ho ricomposto, diciamo, i ruoli della squadra in maniera che nessuno si offendesse per portare avanti comunque il progetto così in armonia tra tutti, ma purtroppo qualche piccola situazione, insomma, è successa. Siamo umani, fa parte anche questo del gioco. E poi mi dicevi prima che nel tuo IMDb ci sono più di 80 film, quindi voglio dire, può anche capitare che in alcuni di questi qualche piccolo tassello non vada esattamente come si vuole. Domanda a bruciapelo: com'è l'Elvis capo? Cioè, nel senso, come dal punto di vista di comunicazione, gestione della squadra, com'è che nel tuo caso gestisci? Perché so di figure di diversi tipi, dal DOP al regista, che hanno comportamenti e modi di comportarsi estremamente diversi. C'è chi è più impositivo, chi è più autoritario, chi è più aperto. Abbiamo avuto anche modo di parlare con diversi registi, ognuno un po' al suo modo, no? C'è chi è più, diciamo, propenso ad ascoltare, c'è chi più invece dice questo è, non voglio sentire nient'altro, così è. Com'è il tuo modo di approcciarti? È un modo difficile. Lo so che è difficile rispondere. Allora, diciamo che io apprezzo molto, è una cosa che ricerco nelle persone con cui collaboro, con gli eticisti con cui lavoro, è che abbiano la forza di dirmi guarda Elvis, stai sbagliando. Per cui in genere vedo chi ha, come dire, questo carattere di andare a volte contro diciamo i miei ordini, no? Perché alla fine sono, chiamiamoli così, apprezzo la sincerità di dire no, guarda che secondo me sarebbe meglio fare in altro modo. Devo dire che quando richiedo che venga fatta una cosa, richiedo il risultato e non dico come farla. E mi piace lasciare libertà nell'esecuzione, perché spesso, visto che lo fanno più spesso di me, fanno un certo tipo di operazione nel set, la fanno meglio di me. Mm-hmm. Cioè, io ormai, diciamo, è un ruolo organizzativo quasi il mio. Allora, sono dell'opinione che, come dicevano anche i romani, il primo è quello che tira il carretto e deve dare l'esempio, e per cui se c'è da tirare un cavo e siamo in operazione, sono il primo che mi prende un pavolo sulle spalle e magari inizio a stenderlo. Però insomma il ruolo del capo squadra è un ruolo fondamentalmente organizzativo, per cui per fare certi lavori sono sicuramente più bravi gli eticisti di non quello che posso fare io. Per cui capita che chiedo una cosa sbagliata, che do un ordine sbagliato, per cui mi piace che i ragazzi vengono a dirmi no, guarda, così non si può fare, bisogna fare in altro modo. È una cosa che apprezzo e che ricerco, cioè il fatto che abbiano sia il carattere di andare contro, diciamo tra virgolette, le mie richieste, ma che abbiano la fantasia di trovare una soluzione alternativa migliore, è una cosa che mi piace molto, per cui cerco di stimolare. Infatti io dico intanto ai ragazzi, io cerco di darvi i migliori mezzi possibili con cui lavorare. Anche quando facciamo le liste materiali, quando parlo con la produzione, cerco di ottenere il miglior materiale, no, per i ragazzi. D'altro canto, però, se voi potete migliorare, facciamolo. Cioè, per cui a volte chi soprattutto adesso fa il desk operator deve impegnarsi anche a casa, non è un lavoro che può fare solo sul set, deve organizzarsi a casa, deve conoscere una console a casa, per cui io cerco di dare il massimo con la mia tecnologia, con le mie possibilità di farvi lavorare con gli strumenti migliori. Però sta a voi poi impegnarvi e lavorare bene con questi strumenti e mettervi del vostro, altrimenti cosa serve il strumento migliore se poi non lo sappiamo utilizzare? Io cerco di fare questo, poi sai, un conto è la mia opinione su di me stesso, un conto è poi l'opinione dei ragazzi sarebbe bello sentire loro senza di te lì per esempio. Esatto. Esatto. In realtà mi colpisce questo tuo modo che hai, perché nella mia testa è un modo veramente difficile, perché rischi di avere delle persone dall'altra parte, da una parte gli stimoli,
Sicuramente, bellissimo. Portatemi idee, portatemi anche innovazione, voglio sapere. Dall'altra parte rischi di avere delle persone che vanno un po' contro la tua autorità, o no? No, contro no, perché secondo me è sempre una collaborazione positiva. Chi va contro le mie autorità, cioè chi vuole farmi le scarpe, cioè chi fa in modo di lavorare per farsi bello alla produzione di fotografia, quello è un altro atteggiamento. Ok. E mi è successo anche questo, è durato ben poco perché in qualche modo lo fiuti immediatamente, però allora quello lo fa per se stesso e non lo fa per lavorare meglio tutti. Quello che cerco io invece è l'atteggiamento più positivo nel bene nella squadra, nel bene nel film e nel fatto che anche gli altri reparti ci vedano funzionare bene, vedono una squadra sorridente, vedono una squadra amalgamata che lavora volentieri tra la squadra e con le altre squadre. Ogni tanto può succedere che a qualcuno dico sì, adesso non esagerare, non è che adesso vai a proporre al DOP o al regista facciamo questo, facciamo quello, perché magari può succedere che uno nell'enfasi del momento, nella carica, si sente non tanto per cattiveria di farlo perché voglio fare il bello, ma perché sai nell'enfasi ti fai un attimo trascinare, quindi ogni tanto capita che dico torniamo nei nostri ruoli, bene, però certo. Ogni tanto respiriamo, rilassiamoci un attimo e torniamo tutti a fare il nostro mestiere, insomma. Per cui diciamo che è una cosa che sì, bisogna in qualche modo bilanciare, no? Ci serve un po' di accortezza, ma secondo me è più i buoni risultati, no? che non quelli negativi che porta a questo tipo di approccio. Per cui sì, mi piace stimolarli, mi piace anche delegare molto, no? Cioè, il best boy ha come compiti delle cose da fare e cerco di farle proprio lui, anche se a volte sarebbe più comodo, no? Farle direttamente io, certe mail, la faccio io, perché però è giusto che Best Boy faccia quello che deve fare. Vado a parlare con la produzione, mando il Best Boy, non vado io, perché di certi ambiti è corretto che lo faccia lui. Poi se c'è da intervenire, allora se c'è a volte bisogna fare la voce grossa per un motivo o per l'altro, allora va bene, prendo e ci vado io. Però mi piace il fatto di delegare e di anche in qualche modo investire in qualcuno che inizia da poco e di dargli le possibilità di entrare e fare qualcosa di nuovo. Per cui, non so, lo vedo positivo. È bellissima, in realtà sì, è bellissima questa cosa, nel senso mi colpisce come atteggiamento, ma mi colpisce in modo molto bello, molto positivo, perché io ho la mia esperienza, ho le mie capacità, ho fatto certe esperienze, però lascio libertà a ognuno, terreno a ognuno di poter portare anche la propria esperienza, a volte più ampia, meno ampia, fatta magari in altre situazioni, chi lo sa, e quindi e soprattutto capisco anche che nel momento in cui si crea una squadra che è solo ed esclusivamente no testa ma esecutiva, solo braccio, nel momento in cui bisogna sistemare cose rischia di essere limitata. Sì. Perché se non ho mai dato la possibilità di dire sistemi quel problema e trova tu una soluzione e mi fido della tua testa, il rischio è che poi devo pensare a tutto io. No, diventa... Cioè, finché parliamo di una squadra di 3-4 persone è fattibile, nel momento in cui stiamo parlando di una squadra di 20 persone è impossibile, anche perché appunto mi sembra abbastanza risaputo, sono da studi che insomma una persona può gestire bene 6. Okay. Per cui tu puoi arrivare bene a dare le giuste informazioni a un massimo di 6 persone, dopodiché le capacità, infatti i piccoli comandi militari sono gruppetti molto piccoli fatti da 6-8 persone per questo motivo, per cui è anche proprio il passaggio di informazioni, è per come vengono date le informazioni, per la capacità che tu hai è la gestione di 6 persone. E un'altra cosa che cerco in qualche modo ho letto e ho cercato di mettere in pratica poi negli anni è: non posso pensare che le cose non vadano avanti perché io non sono in quel set ma sono in un altro. Tu che sei lì al posto mio devi valutare la situazione, immaginartela come l'avrei affrontata io e risolvere quel problema con lo stile che abbiamo noi in squadra, con l'eleganza, con la pulizia, con il nostro stile. Essere calmi, non urlare, affrontare le cose col sorriso, trovare la soluzione migliore, fai in modo che nessuno se ne accorga, come dire. Per cui è uno stile che in qualche modo cerco di portare avanti, no? Spero, ci provo, poi chi lo sa, insomma. Sì, quindi mi piace perché hai detto non urlare. Com'è che ci sono, mi hai raccontato che ci saranno sempre situazioni un po' più concitate, usiamo questo termine. Come cercate di affrontarle? Qual è l'atteggiamento per gestire queste situazioni in cui magari la pressione è interna, esterna da altri, tempo, eccetera? Come atteggiamento parlo chiaramente. Beh, l'atteggiamento secondo me è quello di mantenere la voce calma. La voce calma in qualche modo dà il sinonimo di sicurezza, no?
poi magari dentro di te 1000 pensieri, stai cercando la soluzione più comoda, più veloce, però il fatto di mantenere la postura, per dirti, sono questi piccoli segnali che, visti da fuori, fanno sì che non si crea un allarmismo. Può succedere che devo fare la voce grossa, anche con qualche ragazzo, può succedere che devo fare andare anche in ufficio e dire no ragazzi, così non funziona, perché così non ce la facciamo a portare a casa la settimana, perché servono 8 persone in più, 4 persone in più, se no non ce la facciamo. Il film è vostro, non è mio il film, Certo. non stiamo operando nessuno, non salviamo la vita a nessuno neanche questa volta, è un fatto di risparmio economico, certo, però vogliamo portare a casa il prodotto o no? Vogliamo mettere a repentaglio il lavoro di 60 persone e andare tutti straordinario perché non ho un elettricista in più? Ne vale la pena? Corriamo questo rischio? È un rischio che corri tu, io ti avviso però. Io te l'ho detto, sono tranquillo, Per certo. cui a volte bisogna in qualche modo cercare un buon compromesso, ma forse anche a volte bisogna un po' imporsi, no? Perché a volte capisco che chi organizza il lavoro ha un po' la paura che i capi, il reparto esagerino con le richieste di personale, no? Con le richieste di materiali, perché è facile chiedere, non sono mica soldi miei, per cui è ovvio che sono sempre molto attenti. Poi bisogna anche riuscire a far capire che per quell'esigenza serve realmente, concretamente un qualcosa in più, altrimenti non puoi portare a casa il prodotto. Poi si decide di non portarlo a casa, è una decisione con il regista, con DOP, Certo, comune è stato detto lo avvisi, sì. Io cerco di in qualche modo, già i sopralluoghi, cercare di portarmi a casa un certo numero di situazioni dove assolutamente poi ne devo parlare per chiarirli, per poter prevedere per tempo poi la risoluzione del problema. Serve una gru? Sì, bisogna portarla dove? A 2000 metri, ma c'è la strada, ce la facciamo a portare la gru? No, non si può, allora come facciamo? A volte usiamo gli elicotteri per portare il materiale in certe situazioni, no? Per dirti, per cui sì, un elicottero costa. Ma se non c'è l'elicottero servono 30 persone che per 3 giorni portano sul materiale in cima a quella collina. Cosa che costa meno? Costa meno l'elicottero, bene, 8 giri in elicottero con la rete e porta sul materiale, tante saluti. Certo. Cui ci sono delle cose che valuti con la produzione durante il sopralluogo. Com'è il mercato di lavoro adesso, Elvis, in Italia o all'estero per le produzioni italiane? Perché mi parlavi prima fuori dai microfoni, a microfoni spenti, che il mercato italiano, se ho ben capito, è un po' rallentato in questo momento. Sì, quest'anno da metà dell'anno scorso, giugno dell'anno scorso, è cambiato parecchio, perché siamo passati a un momento post-Covid con tantissimo lavoro sia nazionale che internazionale, a un momento quasi di blocco totale, vorrei dire. C'è purtroppo tantissimi colleghi che sono a casa da mesi e mesi senza lavorare un giorno. Nel cinema influenza molto la presenza di capitali anche statali, non solo quelli privati. E in questo momento, per un motivo o l'altro, chissà, a livello governativo c'è un bel gruzzolo, tra virgolette, a disposizione del cinema, però mancano, da che io sappia, i decreti attuativi, o comunque sono in ritardo, sono stati fatti in maniera un po' particolare, che agevolano magari qualcuno e non tutti. Per cui questo ha portato al fatto che ci sono ben poche produzioni che hanno un budget già di loro privato abbastanza importante per portare a casa il film intero. Il film, d'altronde, a parte i classici blockbuster, i classici film che fanno cassetta, che piacciono in tutto il mondo, che spesso però sono produzioni straniere, il film italiano è molto legato a queste sovvenzioni, no? E senza questi il produttore non rischia, perché tante volte magari sono anche opere prime, sono quei prodotti che permettono la visibilità a nuovi registi con nuovi attori. Alcuni hanno la forza di in qualche modo trovare finanziatori, trovare sponsor per poter mettere in piedi una produzione, ma c'è un film, credo che minimo non si possa scendere sotto i 4-5 milioni di budget per poter fare un film adesso. Un film italiano medio, tra virgolette, senza grandi pretese, credo che minimo parta da un budget di 8 milioni, insomma, di euro. Stiamo parlando di cifre importanti. Certo. E senza l'intervento dello Stato è difficile. E poi gli interventi dello Stato sono anche a livello di sconti fiscali per produzioni che dall'estero vengono a girare in Italia. Io, appunto, è una cosa che io proprio non seguo del mio mestiere, è qualche gradino sopra le mie competenze, questa della gestione dei fondi e dell'economia di un film, per cui proprio è una cosa che non conosco, però per sentito dire, appunto, ci sono degli stati in questo momento come la Spagna che stanno invece aiutando molto il cinema straniero, cercando di portare il cinema in Spagna, cosa che in questo ultimo anno e mezzo in Italia in qualche modo è stato bloccato.
Per cui speriamo che a breve la cosa si regolarizzi, sblocchi. si sblocchi e ritorni a esserci dei fondi per il cinema, in modo tale da incentivare, perché fanno dei calcoli a volte, no? Quindi dipende ogni dollaro speso in Italia quanto euro può fruttare a livello di indotto. Ci sono dei film che a distanza di 10 anni hanno portato un turismo locale molto importante. Pensare a Twilight, che abbiamo girato in Toscana, non so quanti anni fa, 15 anni fa, 13 anni fa, non mi ricordo. Io ho un collega che abita proprio a Montepulciano, a cui anche ci ho lavorato recentemente con Ozpetec, e mi raccontava che per 10-12 anni c'era stato per 15, per 20 la quantità di turismo portata dall'anno confronto all'anno prima per il fatto che avevano girato le scene di Twilight in Toscana. Ma quindi io ricordo che quelle mattine noi andavamo sul set, una cosa pazzesca, andavamo sul set tipo alle 6 del mattino, prima luce dell'alba, e c'era la polizia che liberava le strade da migliaia di ragazzini e ragazzine che erano già lì in piedi per vedere i loro eroi, ma gente che dormiva per terra, passare la notte in tenda, ma migliaia di persone, cioè neanche al concerto degli U2, credo, ti trovassi un fiume di gente a liberare le strade per passare con i camion, non si riusciva ad arrivare in location perché le strade erano bloccate a quantità di persone. E quello ha portato un indotto per anni di turismo, ma numeri pazzeschi. Il turismo cinematografico Sì, è pazzesco. Sì. Perché oltre a quello che i proventi che possono arrivare dalla vendita del film, del cinema, della cassetta, e poi adesso i mezzi con cui magari si va a fruire di questi contenuti, sta cambiando parecchio, no? Poi c'è anche tutto un indotto esterno che dovrebbe essere tenuto in considerazione, però a volte vengono fatti questi calcoli, a volte meno, insomma, per cui tipo la Film Commission qua regionale ha calcolato che per ogni euro speso ne tornano 5 a livello di indotto nella regione, per cui bene, il Vale Film la Commission pena, ha certo. 8 milioni, sa che 8 milioni spendono, magari 30 alla fine sarà il ritorno totale del richiamare film come Dune, magari qua a San Vito del Fiore. Certo, Tom Brion. Mi fa ridere questa cosa perché è successo proprio poco tempo fa che un'amica ci ha proposto di fare turismo cinematografico in Tom Brion, no? E a me aveva fatto ridere perché è una cosa che io non ho mai sentito mia, però ci sono persone che si spostano apposta per vedere questi luoghi, e quindi è stata una cosa che mi ha colpito, e capisco questa qua, soprattutto quando abbiamo tutti quei film magari per ragazzini, no? che portano a voler vedere i loro eroi, i loro idoli del momento. Pazzesco, bellissimo. Noi fino adesso abbiamo usato il termine cinematografico, ok? Quindi set cinematografici, cinema, film, eccetera. Ma con tutta, diciamo, la parte di produzioni Netflix, Amazon, eccetera, che sono più serie TV, hai visto il mercato cambiare? O tu comunque sei rimasto nel settore cinema, effettivamente? No, allora, io parlo di cinema, ma in realtà molto comprende anche queste piattaforme. Anzi, vuol dire che negli ultimi anni sono quelle che le hanno per la maggiore, forse il numero di prodotti in cui ho lavorato io negli ultimi anni, forse è proprio più Amazon e Netflix che non la Warner Brothers e che non la Disney. Perché comunque fanno dei prodotti, alcuni prodotti che fanno loro, anche loro hanno vari tasselli, sono di alta qualità, no? Per cui sono prettamente cinematografici, sono assolutamente dei film. Dopodiché che vengono utilizzati e messi in visione in un schermo 55 pollici di casa tua e non più al cinema, va bene, però la qualità di ripresa, la qualità tecnologica che c'è dietro è assolutamente quella di un film a grosso budget, per cui non c'è nulla a che vedere. Sento nell'ambiente forse la problematica, tra virgolette, che è più dagli addetti ai lavori di DOP, insomma, che dicono che i film Netflix, bene o male, sono a livello di fotografia sono un po' troppo simili uno con l'altro, quelli Amazon, anche quelli hanno un loro cliché un po' troppo legato, per cui alcuni dicono sì che ci sia un DOP piuttosto che un altro, quasi non fa più la differenza, è un po' meno personalizzata, no, la fotografia rispetto allo Storaro o altri che magari hanno molto, come dire, personale proprio il tipo di ripresa, i colori, immagini, eccetera. Ma forse cambieranno anche loro, non lo so. Chissà. Noi siamo arrivati a parlare a livello molto alto, no? Abbiamo parlato di, ripeto, film, cinema. Proviamo adesso a calarlo, ad abbassare un pochino, a calarlo nella nostra quotidianità. Noi sai che parliamo dal punto di vista di chi fa video per aziende, video spot, eccetera, ma ancora, diciamolo così, a un livello un po' più normale.
Cos'è che secondo te, quali sono quelle basi della gaffer, ma anche di illuminazione, che secondo te devono essere presenti in qualsiasi tipologia di produzione? So che è una domanda difficile, è una domanda generale, molto ampia, ma c'è qualcosa che ti viene da consigliare? Tipologia di luci, piuttosto che modo di inserirle, piuttosto che pannelli, materiali, non lo so. Qualcosa che secondo te è l'ABC, a cui qualsiasi produzione dovrebbe sottostare. Questo te lo dico forse perché ne parlavo con un collega, con un DOP, proprio qualche giorno fa. La fotografia sarebbe bello che fosse al servizio del prodotto, no? Del film, del documentario, del cortometraggio, quello che è, e non fatta prettamente solo per essere bella. A volte la fotografia troppo bella stona magari alcuni prodotti. E invece io sono forse d'accordo con lui che la fotografia deve essere proprio al servizio della storia, deve essere quella che ti permette di assorbire il massimo delle emozioni da quello che vuoi trasmettere. È un mezzo, no? Per produrre emozioni, il tremolio della macchina presa, che sia una camera a spalle piuttosto che la steady, piuttosto che il carrello, piuttosto che il braccio, fa parte del linguaggio, e quel linguaggio deve essere studiato attentamente perché crei in te spettatore quel tipo di emozione guardando quel tipo di immagine. Per cui a volte la fotografia troppo pulita, troppo leccata, troppo perfetta non è corretta per un tipo di situazione. Ecco, forse l'unico pensiero per rispondere alla tua domanda è questo: fai in modo che capire esattamente cosa vuoi trasmettere, e tutto il resto deve girare attorno all'emozione che vuoi trasmettere, e allora lì forse vinci, perché magari fare una bella foto simmetrica, perfetta, pulita, sono capaci in tanti, no? Ma il fatto di riuscire a trasmettere un'emozione vera, perché poi noi come persone umane magari un ricordo lo perdiamo, un fatto lo dimentichiamo facilmente, è l'emozione che ci rimane dentro. Per cui io prima scherzavo col fatto che a volte mi dicono: ma ti ricordi di quel film là? Ma c'era? Ma sì. Ah, ma che c'era freddo? Bravo, sì. Mi ricordo l'emozione, no, del freddo, magari non mi ricordo il titolo del film. A volte anche ti dirò, alcuni film noi giriamo che hanno un titolo provvisorio e poi vengono trasformati, soprattutto Certo. film stranieri, chi poi sa che film diventerà, cos'è. Non sempre abbiamo la possibilità di leggere un copione, per cui solo film che fai completamente all'inizio alla fine, leggi il copione. Se fai solo 5 settimane di un film in montagna non leggi il copione, o comunque solo della parte interessata, per cui vabbè. Comunque l'uomo, che io sappia, insomma, da quel che leggo, non da quello che ho sperimentato, in effetti poi lo sperimenti perché in realtà adulta capisci certe cose su di te, sono le emozioni. Quello forse è l'unico servizio, sì, pensiero che mi viene appunto da dire per la tua domanda. Elvis, io ti ringrazio tanto per questo pensiero, perché lo sento molto vero, lo sento molto puntuale, quello che ci hai detto. Molto spesso noi adesso abbiamo accesso a tanti materiali, tante possibilità, tante luci, eccetera, che ci permettono, camere che ci permettono di fare veramente un'ottima qualità di video. Però una cosa che a me piace dire, mi piace anche ricordarmi spesso, è che non serve avere tutto perfetto per fare un'ottima prodotto. Molto spesso un ottimo prodotto, e lo vediamo forse ancora di più ai giorni nostri col cellulare, col fatto che puoi fare degli ottimi prodotti in cui non hai la luce giusta, non hai la camera dell'ultimo modello, non hai l'audio super top, però viene fuori qualcosa di incredibile comunque, che ti colpisce, ti emoziona, perché quello che viene raccontato, il nocciolo duro, diciamo, la storia che c'è all'interno, diventa molto, ed è molto più importante. Quindi molto spesso abbraccio quello che tu hai detto, perché soprattutto noi addetti ai lavori a cui piace la tecnologia, piace avere l'ultima luce, l'ultima camera, siamo molto spesso puntati a dire: se non ho quell'attrezzatura, finché non avrò quell'attrezzatura non potrò fare certe cose. Forse bisogna fare un passo indietro e dire: quell'attrezzatura potrebbe darmi magari un boost in più, ma come posso portare comunque il messaggio, l'emozione, l'idea che ho con quello che ho adesso? Quindi fare il meglio che si può con ciò che si ha, senza dover sempre puntare alla luce più bella, alla camera più bella, all'attrezzatura più bella. E molto spesso fa la differenza questa cosa qua. A volte è più facile avere l'attrezzatura figa ed è più difficile pensare all'idea originale. Su questo purtroppo idee sono difficili, mettersi del proprio, capire esattamente cosa ha bisogno un cliente piuttosto che un altro,
E far passare un'emozione è difficilissimo, è come scrivere una poesia, no? In qualche modo è la più alta forma. Per cui la tecnologia sì, va al passo coi tempi, ogni giorno sfornano un prodotto diverso. Anche le ottiche, ovviamente, la scelta delle ottiche può fare la differenza per raccontare una cosa piuttosto che un'altra, una più soft, più dettagliata, eccetera. L'idea è quello che però la differenza, poi da riuscire a creare un qualcosa in più che magari gli altri non riescono, no? Per cui adesso mi viene in mente molto ogni tanto come esempio, che è un film che mi è piaciuto molto anni fa, Sliding Doors, che è un film leggero, tutto sommato, un film low budget, è costato poco, con degli attori che forse all'epoca non erano neanche tanto conosciuti, però hanno avuto quella leggerezza di mettere in piedi una storia di cui tanti se ne parla, che potrebbe esci dalla porta, non esci, sbagli uno stop, sai, mille cose che possono succedere tutti i giorni, ti fermi un secondo in più o in meno e ti cambia la vita. E l'hanno resa in qualche modo una poesia, no? Con un'idea. Tutti i giorni ci può succedere qualcosa di diverso che ci cambia la vita. Ed è un esempio di quanto può venire bene, no? Poi sviluppare un'idea semplice, però che ha un'importante base, no? Quella che la nostra vita cambia di secondo in secondo. Per cui sì, l'idea è da sviluppare. Non è facile. C'è chi è più portato, c'è chi è più sensibile. Lì credo dipenda molto anche lì, magari dalla prima volta che c'è il contatto col cliente, no? Capire che persona è, che prodotto fa, entrare nel suo mood. Siamo purtroppo sbilanciati in questi ultimi anni il fatto delle mail, della videoconferenza, di staccarci dal rapporto umano. Anch'io mi sono reso conto che alcune situazioni non le posso risolvere via mail, devo alzarmi, andare in produzione, devo sganciarmi un attimo dal set e dire guarda Carlo sta qua tu con DOP, io devo andare un attimo in produzione perché altrimenti le situazioni non sblocchi, perché siamo comunque animali di gruppo e abbiamo bisogno di interfacciarsi fisicamente e personalmente. È lì che c'è una trasmissione di dati, il 75% delle comunicazioni appunto dicono che non è verbale. Tu, via mail, via WhatsApp, via meeting, lo perdi quell'80%, 75%. E invece per chi poi deve sviluppare un prodotto ne ha bisogno, per cui la presenza fisica è determinante. Ultima domanda, penso che siamo arrivati alla conclusione. Io ti ringrazio perché è stato gentilissimo, ci hai raccontato veramente tutto quello che può essere. Hai soddisfatto la mia curiosità di cos'è un gaffer, chi è un gaffer. Qual è il consiglio che ti ha colpito di più, che ti hanno dato o che hai ricevuto o che hai scoperto nel tempo? Stai tranquillo, perché io ho iniziato purtroppo, vorrei dire anche troppo presto a fare il capoelettricista. Non avevo neanche 30 anni, no? Per cui sei giovane, la situazione, l'energia è tanta, voglia di fare è tanta, però magari l'esperienza ancora pecca e bisogna imparare a respirare, no? Come dicevo prima, il fatto di prendersi un attimo, c'è mille cose a fare, mille idee in testa, a volte adesso ho imparato a dire, allora, mille cose da fare, vado a bermi un caffè. Per assurdo, più mi scoppia di testa di cose, ovviamente non sul set, su un cambio set, perché non c'è la possibilità di bere il caffè, non so se si può dire, ma vado a fare pipì, quando vado a fare pipì DOP, no, non c'è il tempo tecnico di fare nulla quando sei sul set, è incredibile quanto sia frenetico il lavoro della giornata, a volte dico ma veramente, però è così, quando si alza lo sgabellino lo seguo è il momento, non c'è l'attrice, bene andiamo poi torniamo. Però a parte questo, insomma, questa parentesi, a volte la soluzione migliore che ho trovato io per me stesso è quando ho mille cose, mille pensieri, mille stress, prendimi un secondo, mi bevo un caffè, ci ragiono un attimo, poi una cosa alla volta, dalla prioritaria. Chiamo i ragazzi, chiedo consiglio, come facciamo, c'è questa situazione qua, come la sciogliamo sto nodo, come risolviamo questo problema. Abbiamo 2 preparazioni domani, ma abbiamo solo un furgone, come facciamo? Ma aiuta molto il fatto di collaborare in squadra, di essere un gruppo che si passa informazioni, questo fa la differenza, no? Quindi quando ho una bella squadra solida, so che in qualche modo possiamo affrontare qualsiasi tipo di complessità. E poi è un'altra cosa avere un buon dialogo con la produzione. Ultima domanda, Giulio. Va bene. Qual è l'atteggiamento giusto delle persone su un set? Un po' positivo,
Cioè il fatto di cercare una buona soluzione. Assolutamente, anche perché penso che sia un settore non facile, perché c'è chi sgomita per andare su. Sì, molto. C'è chi lo fa anche solo per un fatto puramente economico e vuole portare a casa il massimo da quella giornata, che c'è chi invece lo fa perché gli piace la tecnologia che c'è all'interno del set, per cui ci mette anche la propria, no, testa per migliorare la tecnologia. C'è chi lo fa perché da grande vuole fare regista e per cui studia tutto quello che riguarda la recitazione, come si pone il regista con gli attori, i consigli che gli dà. Gli registi c'è molto da imparare perché spesso sono persone estremamente sensibili, per cui a me piace anche sentire i dialoghi che c'è tra regia, DOP, gli attori. Anche tra loro si crea un bel gruppo di lavoro, no? E che collaborano per portare a casa quel tipo di prodotto. Ogni attore quando entra nel personaggio, appunto quando dialogo con il regista in quel momento è il personaggio, no? Per cui è interessante vedere l'attore che arriva al mattino e poi l'attore in scena che in quel momento è il personaggio di no, ma io in questo momento non direi quella frase, direi quest'altra perché non la sento mia, per cui nasce un dialogo interessante tra loro. Per cui, e questo è l'interessante dei film piccolini, dove tu riesci a apprezzare questa comunicazione, perché nei film giganti no, sei talmente lontano spesso Certo. dal clou del set, della macchina presa dal regista, dall'attore, che questo lo perdi. Invece nei film più piccolini, cinema classico italiano, più intimistici è più interessante. Infatti anche lavorare con Pupi Avati è stata una bella palestra, per dirti, per questo, perché lui fa questo tipo di cinema molto un po' più intimo, spesso storie sue, no, vissute o comunque che gli ricordano la Bologna negli anni 50, ed è una persona squisita anche fuori dal set con cui puoi parlare di tanti argomenti, e lui ha una spiccata sensibilità oltre che una grandissima cultura, no? Per cui anche fuori dal set è bello poi trovarsi a far colazione magari il mattino in albergo assieme, oppure fuori ti trovi bene una birra la sera e ti confronti anche su tematiche che sono diverse delle solite situazioni tecniche prettamente del set cinematografico, ma magari spazi in argomenti anche ben diversi, insomma. Elvis, io ti ringrazio tantissimo, Prego. davvero. Ti ho spremuto come un limone per sapere tutto quanto. Per me era un argomento super interessante, spero che anche chi ci ascolterà lo ritenga tale. E io spero di vederti di nuovo dietro questi microfoni e ringrazio ancora Manfred di averci dato il tuo numero, di aver intercesso per noi. È stato molto interessante. Davvero grazie. Prego. Io ti saluto e ci vediamo o ci sentiamo alla prossima puntata di Behind the Video. Ma è bellissima questa cosa qua. Sì, è stupenda. molto bello. E secondo te a quanti film sei arrivato? Sono abbastanza convinto più di 80. Che lavoro. Chiedi a mia moglie. Adesso capisco, santa donna. Santa donna, cosa dice? Grazie per averci seguito fino a questo punto. Scrivici nei commenti cosa ti ha colpito di più di questa puntata e quali domande vorresti fare ai nostri ospiti. Attiva la campanella per restare sempre aggiornato e condividi questo video. Ci puoi seguire su tutte le piattaforme streaming e social. Trovi i link in descrizione.